Assemblea sindacale del SAP al carcere di Agrigento, dove la situazione non è per niente tranquilla. Si contano i danni a Santo Stefano di Quisquina causati dall'incendio appiccato dai piromani. Accordo Stato-Regione per sbloccare i concorsi in Sicilia. I consigli del dermatologo sui rischi del caldo fuori stagione e su cosa fare per l'inverno. Domani Coppa Italia all'Esseneto Acragas Canicattì. Benvenuti su TVA Notizie. Assemblea sindacale al carcere Petrusa di Agrigento alla presenza del segretario nazionale del SAP, il servizio di Arturo Cantella. Assemblea oggi del sindacato SAP autonomo di polizia penitenziaria dal tema "Assicuriamo il nostro futuro". Alla manifestazione sono intervenuti Renato Capece, segretario nazionale del SAP, Calogero Navalla regionale, Salvatore Gallo Cassarino provinciale. Un quadro chiaro e dettagliato e preciso è stato fornito sulle attuali problematiche della realtà penitenziaria nazionale, in particolare anche su quella di Agrigento, con problemi antichi come la sicurezza, la carenza di personale assolutamente non sufficiente e la denuncia del segretario nazionale Capece, in particolare dell'articolo 613 bis, per cui i detenuti sono ritenuti impunibili e gli agenti della polizia penitenziaria, come altri, subiscono le denunce. Ma innanzitutto dobbiamo dire che la mia presenza qui insieme ai quadri sindacali del SAP vuole essere la vicinanza e la solidarietà a questi colleghi di Agrigento. È un istituto importante, l'istituto di Agrigento, perché al suo interno ci sono ristretti appartenenti alla criminalità organizzata che sicuramente dovranno fare un percorso. Non sappiamo come finirà il percorso, però lo Stato li deve contenere all'interno dell'istituto di pena. L'organico qui per servizi di sicurezza non è sufficiente, come in tutti gli altri istituti penali d'Italia. L'apprezzamento va a questo personale perché nonostante tutto fa enormi sacrifici per cercare di garantire la sicurezza ai cittadini. I detenuti sono sempre troppi, abbiamo superato le 58.000 unità sul territorio nazionale, e il personale invece di polizia che fa servizio negli istituti sono appena 36.000 unità, operativi delle sezioni detentive sono appena 19.000. Gli altri sono quelli addetti ai vari servizi di supporto alla sicurezza. Parlo del nucleo traduzioni, parlo del nucleo scorte, parlo di tutti i servizi che all'interno del carcere sono per garantire la sicurezza di chi opera in prima linea. Cosa rischiano ogni giorno gli agenti? Purtroppo tanto, perché ormai è invalsa l'idea che i detenuti secondo loro sono impunibili, quindi l'arroganza la fa da padrone e chi soccombe, purtroppo per i 613 bis, meglio conosciuto come reato di tortura, siamo noi polizia penitenziaria, così come tutte le altre forze di polizia, perché i detenuti a qualsiasi starnuto fanno rischiano di denunciarci per tentativo di reato di tortura, psicologico o di fatto. Arrivano risposte da questo nuovo governo in carica? Sì, qualcosa si muove. Si sta lavorando su una modifica del 613 bis che dovrebbe essere rivisto e circoscritto, perché così come è stato approvato è immenso e tutti i giorni tutte le forze di polizia rischiano attraverso la denuncia di essere sospesi dal servizio e quindi farsi carico delle spese del legale per l'assistenza e quant'altro, magari poi al processo vengono assolti. Però c'è il danno, l'agonia in cui finiscono questi poliziotti. È di moda far entrare la droga tramite droni all'interno del carcere. Voi avete denunciato diverse volte attraverso comunicati stampa questo fenomeno. Ma intanto la mia solidarietà e il mio apprezzamento per il lavoro dei poliziotti penitenziari qui di Agrigento, che proprio alcuni giorni fa hanno evitato che si perpetrasse attraverso i droni, che venisse introdotto all'interno dell'istituto oggetti non consentiti o comunque la droga.
Io oso sempre dire che non è possibile che lo Stato è 10 anni indietro rispetto alla criminalità organizzata. Cioè noi non possiamo affrontare la prevenzione dei droni con le fionde. Questa è la realtà. Noi dobbiamo creare dei nuclei antidroni capaci di intercettare il drone, di sequestrarlo e di abbatterlo. Così si può fare prevenzione. Non si può pensare che intanto noi studiamo come le persone esterne, chi delinque all'esterno, cerca di invadere il perimetro penitenziario per far penetrare nell'istituto oggetti non consentiti. Parlo di telefonini, parlo di droga, parlo di tantissimi altri oggetti che creano problemi di sicurezza e di incolumità fisica sia ai poliziotti sia agli stessi detenuti. La funzione rieducativa del carcere secondo lei a che punto è, dottore Capece? Ma l'articolo 27 della Costituzione lo prevede, però dice anche cioè il percorso trattamentale per chi intende intraprenderlo prevede una vigilanza dinamica, cioè le celle aperte. Tutti gli altri devono passare alla vigilanza chiusa, cioè al poliziotto penitenziario che fa sicurezza in maniera statica, cioè presente H24. È solo che anche qui pochi poliziotti. Noi vogliamo riprenderci il rispetto della legalità, ma abbiamo bisogno di poliziotti in servizio. Al carcere di Agrigento succede che così come in tutti gli altri istituti subiamo purtroppo la prepotenza dell'utenza e l'appartenente al corpo della polizia penitenziaria non può dare più il suo supporto poiché ha molti carichi di lavoro e quindi il confronto con il detenuto non può essere ovviamente così specifico perché non ha la possibilità di interfacciarsi anche sulle problematiche che lo stesso può avere a livello personale e questo comporta, ahimè, che avvengono atti inconsulti da parte dello stesso utente, ad esempio togliersi la vita, e quindi anche lì il personale deve subire l'eventuale articolo penale sul negligenza sulla vigilanza. Cosa denunciate in particolare nell'istituto Petrusa di Agrigento, le maggiori carenze? Insomma, ci faccia un po' un quadro della situazione di Agrigento, lei che ha stretto contatto con la situazione del penitenziario. Allora, il segretario generale Donato Capece vi ha illustrato un po' quella che è la condizione generale in cui versano tutti gli istituti penitenziari. Il segretario nazionale, con delega alla Regione Sicilia, è andato più nel dettaglio. Il problema è cercare di migliorare le condizioni dei poliziotti penitenziari. Noi oggi siamo qui e ringrazio pubblicamente il segretario generale per la sua presenza, perché vuol dire tanto, vuol dire testimoniare sofferenza e sacrifici. La polizia penitenziaria, come già detto in altre occasioni, è stanca di subire umiliazioni, perché di fatto quello si tratta. Quando lo Stato non è in grado di garantire efficienza ed efficacia ai poliziotti, purtroppo si ingenera un circolo che non è assolutamente virtuoso, anzi si genera sofferenza tra il personale. Quindi noi oggi siamo qui con la speranza che da oggi in avanti si possa, grazie anche a quelle che sembrano le condizioni di favore da parte di questo governo nei confronti di tutte le forze di polizia, ma nello specifico della polizia penitenziaria, speriamo tutti, ci auspichiamo, noi addetti ai lavori, che questo benedetto reato di tortura venga quantomeno circoscritto ai casi più eclatanti, perché adesso il poliziotto si trova indagato per la qualsiasi con il reato di tortura e, come diceva giustamente il segretario generale, ok, va bene che poi alla fine magari il collega verrà assolto con formula piena, però nel frattempo passano anni di gogna, notti insonne, personale e famiglia che stanno male. Com'è cambiato negli anni il vostro lavoro all'interno delle carceri? Allora, una data che ricordo molto bene perché l'abbiamo vissuta insieme ai miei colleghi della Polizia Penitenziaria di Agrigento coincide con il Covid.
cioè marzo del 2020 è stata la data in cui tutto quello che è stato il carcere non lo è più, cioè non è stato più il carcere in grado di contenere i più facinorosi. Da quella data in avanti purtroppo c'è stata una de-escalation che ha compromesso l'attività dei poliziotti. Una vera e propria devastazione, quella causata dai delinquenti piromani a Santo Stefano di Quisquina. Ieri ci siamo occupati, riportando la solidarietà dell'Arcivescovo di Agrigento, del vasto incendio che ha interessato il territorio di Santo Stefano di Quisquina, coinvolgendo la pineta di Buonanotte. Oggi si contano i danni, che sono più gravi di quello che si pensava. Una vera e propria devastazione causata quasi sicuramente da mani criminali. I soliti piromani che vengono maledetti dalla popolazione per i danni che essi provocano all'ambiente, mettendo a rischio la vita delle persone. A Santo Stefano di Quisquina hanno agito da autentici delinquenti, appiccando il fuoco in diversi punti. Anche il teatro Andromeda ha rischiato di finire distrutto. Il fuoco ha devastato il bosco e molti alberi di ulivo e di mandorlo. Un panorama desolante quello che si presenta agli occhi, sperando che le indagini della Forestale riescano a dare un volto ai criminali che ancora una volta hanno colpito indisturbati. La gente chiede che la questione dei piromani venga trattata con il massimo rigore, perché non ci può essere alcuna misericordia nei confronti di queste persone che non sono affatto malate, ma sono semplicemente dei delinquenti. Ecco perché serve la mano pesante, ecco perché si attendono da Roma e da Palermo segnali forti per contrastare il fenomeno degli incendi, che si faccia insomma una seria prevenzione, senza più parole. Un accordo Stato-Regione sblocca in Sicilia i concorsi. Sarà possibile colmare i vuoti creati dai pensionamenti. Arturo Cantella. Si sbloccano i concorsi alla Regione siciliana, via libera al nuovo accordo Stato-Regione che dopo molto tempo consentirà di assumere fino a 750 nuovi dipendenti, colmando così parzialmente i vuoti di organico dovuti alle migliaia di pensionamenti degli ultimi anni. La ratifica dell'intesa è arrivata oggi nel corso della seduta della Giunta regionale che ha nel contempo approvato il piano sul recupero pluriennale del disavanzo. L'accordo, approvato anche dal Consiglio dei Ministri, prevede il superamento di alcuni vincoli a carico della Regione siciliana, rafforzando il percorso di risanamento intrapreso dall'ente. Siamo soddisfatti, ha affermato il Presidente della Regione Schifani, della proficua e costante interlocuzione con il Governo nazionale, a partire dal Ministro Giorgetti, portata avanti fin dal nostro insediamento, che sta portando a risultati concreti e fondamentali, cambiando in meglio la storia della nostra Sicilia. L'accordo varato oggi ci consentirà di riaprire la stagione dei concorsi, dando il via a centinaia di assunzioni, ringiovanendo così gli organici e dotando la Regione di quelle professionalità che oggi mancano. Potremo finalmente fare all'amministrazione quel salto di qualità per affrontare le nuove sfide che ci attendono, dal PNRR alla nuova programmazione, dalla transizione energetica a quella digitale. Nel contempo lo Stato ci riconoscerà quest'anno un trasferimento di 300 milioni di euro, aumentandolo rispetto ai 200 milioni del 2022, per compensare la maggiore compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria. In particolare le assunzioni del comparto non dirigenziale saranno effettuate sulla base della regola del turnover al 125% dei pensionamenti nell'anno precedente avvenuti per il triennio 23-25 e al 100% al decorrere dal 2026. Per il personale con qualifica dirigenziale le assunzioni sono effettuate sulla base della regola del turnover al 125% dei pensionamenti nell'anno precedente per il biennio 23-24 e al 100% a decorrere dal 2025. Tra gli altri punti concordati tra Roma e Palermo, l'aumento anche di 70 milioni di euro degli accantonamenti annui della Regione previsti dal piano di rientro. In cambio il Governo nazionale si impegnerà a concorrere progressivamente all'onere derivante
dall'innalzamento della quota di compartecipazione della Sicilia, la spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11. Grazie alla riforma dell'accordo con lo Stato, ha chiuso l'assessore Falcone all'economia, proseguiremo sul percorso di rigore contabile, ma al tempo stesso investiremo sulla competitività della regione grazie alle future campagne di concorsi che rimpolperanno gli uffici sempre più in sofferenza, il tutto su basi di solidità finanziaria, ritrovata credibilità istituzionale, elementi che vanno nell'interesse dei cittadini e dell'economia isolana. Fiaccolata della legalità a Licata sabato 21 ottobre dei consiglieri comunali della Democrazia Cristiana. La manifestazione è organizzata dal presidente del Consiglio Comunale. A Licata, dicono i 4 consiglieri della DC, l'aria si è fatta pesante. Rinnovato l'appello alle istituzioni ad affrontare senza indugi la grave situazione dell'ordine pubblico. Conclusa a Terrasini l'assemblea sinodale delle chiese di Sicilia. C'è l'intervista all'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, vicepresidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Abbiamo avuto l'opportunità di ritrovarci come chiese di Sicilia insieme e questo non accadeva da tanto tempo. E questo momento, tra l'altro, lo abbiamo vissuto dentro un percorso che ha avviato la Chiesa Universale, le nostre chiese italiane e quindi anche le nostre chiese della nostra isola. E credo che quello che stiamo vivendo è un'opportunità preziosa, perché sinergia, sinodo, significa riappropriarsi dell'identità più vera della Chiesa, che tutte le volte che si ritrova mettendo al centro il suo Signore, è chiaro che il Signore traccia le strade che sono quelle che bisogna percorrere in questo tempo. Giovanni XXIII diceva che stiamo noi imparando a capire meglio il Vangelo, non cambia il Vangelo, ma questo è come dire, il concetto di aggiornamento. I tempi, se anche direi nel travaglio che è sotto i nostri occhi, sono luogo teologico, è un segno quello che stiamo vivendo del travaglio che ci chiede, anzi ci fa scoprire forse ancora meglio significati inediti del Vangelo, per cui è una Chiesa che può diventare più creativa, più audace nella testimonianza e questo convenire è già quasi un segno di questo uscire così come ci chiama a fare il nostro amato Papa Francesco. Come ho colto anche nei volti e nelle parole, il momento più alto è questo stare insieme nei tavoli. Questa capacità e questo metodo, no, che noi chiamiamo della conversazione spirituale, la capacità di ascoltarci in profondità e vagliare il meglio che ci arriva dall'altro con questa predisposizione. E credo che questo possa veramente segnare un cambiamento che, come dicevo poco fa, può accompagnare la consapevolezza di una Chiesa che oggi deve essere nella condizione, direi come ci ricorda il Papa, nella condizione di un annunzio gioioso del Vangelo, di un Vangelo che si incarna nella concreta realtà degli uomini, di un Vangelo che soprattutto ci faccia assumere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, perché in fondo questa Chiesa sinodale è una Chiesa che ne uscirà più messianica. Più è sinodale, quindi più ascolta il Signore, più si ascolta nel Signore e più sarà messianica, capace, no, di portare il lieto annunzio anche a questa nostra generazione. Si potrà leggere, secondo lei, nelle pieghe della storia il cambiamento che oggi la Chiesa chiede e cerca di segnare anche in Sicilia? Beh, l'abbiamo visto oggi anche con la relazione di Notar Stefano. Non dimentichiamo che i cristiani siamo anche cittadini della città umana e quindi se ci stiamo a partire da quello che crediamo e crediamo nel Vangelo, e il Vangelo è una visione della storia riscattata dal male, quindi i cristiani non possono non contribuire al cambiamento del volto della città umana e quindi della casa comune, e che penso in questo momento che cosa non sia nella nostra Sicilia la sfida dei giovani, la sfida delle droghe, la sfida della trasmissione del Vangelo in un contesto anche dove
ancora il male si organizza, si struttura, che cos'è per esempio la mafia. Non dimentichiamo che siamo nel 30° della morte, della uccisione di Pino Puglisi, ma poi che cosa è la casa comune, che non si pensa come giardino con al centro l'albero della vita, ma in questo momento sceglie ancora invece di pensarsi come teatro di guerre. Penso a che cosa sta accadendo anche nella Terra Santa, la terra di Gesù, da dove dovrebbe partire il messaggio per eccellenza di quella Gerusalemme, che è Gerusalemme dove tutti i popoli salgono nella pace. Invece in questo momento è il segno della divisione della famiglia umana. Quindi credo che questo sia realmente il compito che dobbiamo riprenderci in mano, quello di una comunità cristiana che dentro la storia la feconda in dimensione messianica. Pagati 155.000 euro, ma non si sa che fine abbiano fatto. Parliamo dei 2 bagni acquistati dall'amministrazione comunale di Agrigento. A chiedere adesso chiarimenti è il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, il Servizio. Che fine hanno fatto i 2 bagni acquistati dal comune di Agrigento nel lontano 2022 per un valore di circa 150.000 euro? Nel gennaio del 22, al motto La rivoluzione della normalità, si elogiava con ampia pubblicità l'acquisto di 2 bagni autopulenti, autosanificanti, controllati da remoto attraverso centrale operativa con schermo touch totalmente accessibile ai disabili più gravi. La spesa effettuata per l'acquisto di 2 bagni chimici prefabbricati e autopulenti era di circa 155.510 euro, soldi che provenivano dalla tassa di soggiorno come dalla determina del 30 dicembre 2021. Oggi, dopo quasi 2 anni, nessuna notizia dei bagni, tutto tace. Ad affermarlo sono i 4 consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Agrigento, Bongiovi, Spataro, Zicari e Vitellaro. Nel mese di gennaio del 2023, continuano i 4 consiglieri comunali della DC, l'amministrazione aveva anche individuato un tecnico per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'installazione dei bagni. Sono trascorsi altri 10 mesi e i bagni non li ha visti ancora nessuno. Sollecitiamo pertanto, continuano i consiglieri comunali DC, l'amministrazione a non perdere altro tempo prezioso. Se entro novembre, come informalmente promessoci, non verranno posizionati i bagni messi a servizio della collettività, faremo le barricate. Era un valore di 150.000 euro provenienti dalla tassa di soggiorno. L'assessore comunale all'igiene del comune di Agrigento, Sollano, replica affermando come comunicato dalla ditta Prefabbricati Santero di Forlì saranno forniti nel prossimo mese di novembre. A giorni, fa sapere ancora l'assessore Sollano, subentrato recentemente al dottore Vaccaro, verranno realizzate 2 basi, una in piazzale Fratelli Rosselli e l'altra in piazza Vincenzo Donà, al campo sportivo, ed eseguiti i relativi allacci. Purtroppo quello dei servizi pubblici, affermano i consiglieri della Democrazia Cristiana, è un tema annoso perché Agrigento non è certo tra le più avanzate sotto questo aspetto. La città è impreparata ad affrontare i bisogni di turisti e anche di agrigentini, come si riversano nelle strade del centro e come evidenziato recentemente anche dal Partito Democratico di Agrigento attraverso una manifestazione svolta dal segretario cittadino. Veniamo alla cronaca. Dirigente scolastico ai domiciliari per violenza sessuale dopo la denuncia di una studentessa della scuola di Gran Michele in provincia di Catania. Violenza sessuale e tentata violenza sessuale. La querela è stata sporta da una coraggiosa quindicenne, una studentessa di un istituto scolastico del comune di Gran Michele in provincia di Catania, nei confronti del proprio dirigente scolastico. Inoltre i carabinieri hanno poi ricostruito che anche altre studentesse minorenni, in totale infatti sarebbero 7, le giovani donne vittime delle molestie del preside. Da racconto delle
ragazze sarebbe infine emerso il modus operandi dell'arrestato. Quest'ultimo avrebbe più volte convocato le alunne nel proprio ufficio di presidenza con la scusa di discuterne il rendimento scolastico, dicendo loro, una volta soli, che le avrebbe scudacciate o prese a morsi se non avessero studiato. In quelle occasioni avrebbe inoltre cercato approcci fisici con abbracci, pacche sul fondoschiena, toccamenti di zone erogene come i fianchi e carezze sui ventri nudi. In 2 circostanze l'uomo si sarebbe addirittura spinto nello strusciare durante un abbraccio la mano della minore contro le sue parti intime, nonché avrebbe posato le sue dita sulle labbra della studentessa dopo averle lui stesso baciate. L'uomo, un 61enne, si trova adesso agli arresti domiciliari. Buco da 6 milioni al comune di Leonforte in provincia di Enna, chiesto il processo per 14 tra amministratori e politici. Arturo Cantella. La procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio di 14 indagati tra politici, funzionari amministrativi e membri dell'organo di revisione per falso in atto pubblico aggravato nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza sui bilanci del comune di Leonforte, in dissesto dal 2015 e ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Dagli accertamenti fatti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Enna sarebbe emerso che gli indagati nell'esercizio delle pubbliche funzioni ricoperte avrebbero formato e certificato false previsioni di entrata, prive di motivazione o basate su provvedimenti illegittimi, nonché scientemente sottostimando previsioni di spesa con l'occultamento di vari debiti a carico dell'ente. Questa è la tesi dell'accusa, che avrebbe fornito una falsa rappresentazione dei risultati di gestione per gli anni dal 2015 al 2019, al fine di celare l'effettivo deficit finanziario del comune di circa 6 milioni di euro in cui versava. Divenuto nel tempo così strutturale, ad analoghe conclusioni è giunto il consulente d'ufficio nominato dalla Procura della Repubblica, appartenente all'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria dello Stato, dopo un'attenta verifica amministrativa contabile dell'ente. L'approvazione dei falsi bilanci per il periodo che andava dal 2015 al 2019, spiega la Procura di Enna, avrebbe compromesso innanzitutto le corrette valutazioni da parte della sezione di controllo della Corte dei Conti, permettendo al Comune, in assenza dei requisiti necessari, di proseguire nella procedura di risanamento approvata nel lontano 2015, con il piano pluriennale di riequilibrio finanziario e con l'invio alla Ragioneria Generale dello Stato di certificazioni fasulle redatte ai fini di pareggiare il bilancio, di effettuare spese maggiori rispetto a quelle consentite, pari ad almeno 1,5 milioni di euro, sfuggendo all'applicazione delle sanzioni previste dal cosiddetto patto di stabilità, che limitava le spese dell'ente al fine di prevenire eventuali potenziali danni erariali, per i quali è stata comunque rimessa la valutazione alla competente magistratura contabile. L'astronauta Luca Parmitano ha ricevuto all'Università di Messina la laurea honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo. Si è svolta presso l'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo all'astronauta Luca Parmitano. Un riconoscimento delle abilità dimostrate dal siciliano di Paternò in campo aerospaziale per aver dedicato la sua attività allo studio e alla sperimentazione scientifica oltre i confini nazionali, esplorando lo spazio extraatmosferico e la sua affascinante realtà. L'astronauta etneo è il primo italiano e terzo europeo ad aver ricoperto il ruolo di comandante sulla Stazione Spaziale Internazionale durante la spedizione 61. Nel corso della sua attività ha dedicato particolare attenzione all'innovazione tecnologica, dando un impulso significativo al progresso scientifico e all'esplorazione spaziale, sensibilizzando le nuove generazioni su temi dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile. Giornate FAI di autunno a Naro, tanto entusiasmo da parte dei visitatori. Bunti visitatori a Naro per la 12ª edizione delle giornate FAI d'autunno, molti visitatori che nel weekend hanno voluto scoprire o riscoprire i beni aperti per l'occasione nella fuggentissima Naro,
ammirazione, entusiasmo, numerosi scatti social da parte dei tanti visitatori che sono rimasti letteralmente incantati dalla bellezza monumentale del paese. Il bene più visitato è stato il castello dei Chiaramonti, seguito dalla chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, dalla chiesa di San Francesco, da quella di Maria Santissima Annunziata, dal santuario di San Calogero e dalla biblioteca comunale. Le visite ai beni sono state curate da delegati e volontari FAI, dagli apprendisti Cicerone della scuola Federico II, l'associazione l'Istituto Galilei di Canicattì, 2 giorni di festa, di divertimento, ma anche di crescita personale. Sentiamo ora il parere del presidente nazionale di Europa Assistenza Italia, Stefano Gentili, veramente colpito dalla bellezza della città di Naro. Non conoscevo Naro. Io frequento la Sicilia abbastanza assiduamente perché ho 2 case, una a Marsala e una a Marina di Ragusa, e tra l'altro viaggiando da una all'altra ne approfitto per fermarmi anche in posti piccoli, meno toccati dal turismo di massa, diciamo così. Non conoscevo Naro e devo ringraziare il FAI perché mi ha dato l'opportunità di conoscere un paese davvero interessante, in cui si respira una forte storia. Queste viette del centro, dove adesso siamo seduti, contornate di questi palazzi nobiliari davvero notevoli dal punto di vista architettonico, ci danno l'immagine di una storia importante. Altra cosa che mi ha piuttosto colpito sono le chiese che abbiamo visitato, San Francesco in primis, con questi stucchi, queste navate bianche con questi stucchi dorati che sono davvero molto particolari, molto caratteristiche, così come molto particolari sono le opere lignee che si trovano all'interno, in particolare gli armadi delle sagrestie, davvero posti molto interessanti. Ovviamente non potevamo fare a meno di visitare il bellissimo castello dei Chiaramonte. C'è da fare una bella scarpinata per raggiungerlo, ma ne vale la pena anche perché da lì si gode di una vista meravigliosa. Quindi un paesino che oggi è piccolo ma sicuramente ha avuto un grandissimo passato e che vale la pena di visitare. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. A tra poco. E adesso vediamo i consigli del dermatologo sui rischi del caldo fuori stagione e su cosa fare con l'arrivo dell'inverno. Arturo Cantella ha intervistato il dermatologo dottor Carmelo Sgarito. Siamo con il dottore Carmelo Sgarito, dermatologo. Ecco, la stagione estiva si sta prolungando. Quali sono i consigli che diamo ai nostri utenti per evitare, eventuali complicazioni? Ma la stagione estiva è proprio quasi nel suo pieno, si può dire, perché le temperature che si registrano da qualche settimana a questa parte sono temperature tipicamente estive, per cui il rischio è uno, che la gente sottovaluti il fatto che ci siano 30 gradi circa e quindi magari si rechi al mare, qualcuno l'ha fatto, senza le precauzioni che invece prima dell'estate solitamente i dermatologi dicono di fare, cioè mettere in atto le misure di prevenzione con le creme per schermare appunto i raggi ultravioletti. Per cui in questo, chiamiamolo titolo di coda un po' lungo dell'estate, direi di fare attenzione a quando si va al mare o comunque a quando si sta esposti al sole, perché siamo dinanzi ad una condizione climatica assai strana e i rischi sono sempre quelli che sulla cute appunto possono insorgere delle modificazioni sui nei soprattutto, e di conseguenza fare un controllo della pelle, uno screening anche, ripeto, alla fine di questa coda dell'estate può servire proprio per eventuali diagnosi precoci di situazioni più o meno importanti. Quindi occhio sempre attento alla pelle e una visita dermatologica preventiva è sempre importante. Come si ci prepara anche all'arrivo dell'inverno? Questi sbalzi di temperatura che presto hanno annunciato che saranno a breve. Ma il punto è che sulla cute ovviamente hanno delle ricadute, si passa da temperature estreme, da caldo estremo
a temperature diciamo direttamente molto più fredde, come solitamente siamo qui abituati. Ovviamente la pelle questo shock termico lo subisce e quindi poi andiamo incontro a una serie di dermatosi, in primis l'eczema, che è quello che viene fuori con le temperature più fredde, per cui contemporaneamente alla raccomandazione di stare attenti ancora a questo sole forte, raccomando un'altra cosa, di cominciare a nutrire la pelle, utilizzare dei nutrienti, degli emollienti, soprattutto dopo la doccia per esempio, in modo tale che la pelle arrivi a temperature più fredde abbastanza diciamo carica di acqua, perché se no il rischio è la disidratazione e poi anche l'eczema conseguente. Siamo alla pagina sportiva calcio. Domani alle 15:30 allo Stadio Seneto si giocherà la partita di Coppa Italia tra l'Acragas e il Canicattì. In caso di parità si andrà ai calci di rigore. Carmelo Lentini. Mercoledì di Coppa per l'Acragas, che affronterà al Seneto domani pomeriggio dalle 15:30 il Canicattì dell'ex Orazio Pidatella. Una gara da dentro o fuori dove saranno necessari i calci di rigore in caso di ulteriore pari finale. Dopo aver osservato domenica scorsa un turno di riposo, la compagine dei Templi ne ha approfittato per tirare un po' il fiato e nel contempo di recuperare anche alcuni ex acciaccati assenti forzati da qualche settimana. Stiamo parlando di Litteri, dell'argentino Giama, Petrucci, Scandurra, tutti hanno ripreso ad allenarsi con i compagni e anche qualche altro giovane under. In poche parole, su 7 infortunati ne sono stati recuperati 5. Il problema più importante riguarda adesso le condizioni del difensore centrale argentino Ramiro Echeverria, per il quale ci potrebbe essere una speranzella per evitare un intervento chirurgico ai crociati. Mercoledì prossimo infatti il ragazzo effettuerà una visita specialistica in una clinica ortopedica di Bologna, dove si valuterà attentamente l'infortunio. Intanto il DS Peppe Cammarata e il suo staff hanno pescato nel mercato degli svincolati un attaccante di origini moldave. Si tratta di Petru Leuca, alto 1,91, classe 1990, un calciatore esperto, una sorta di giramondo che ha vestito la maglia della nazionale moldava nel 2015 nell'amichevole persa 1-2 contro la Romania. Il nuovo bomber ha firmato e si trova a disposizione del tecnico Coppa. Non si esclude che possa debuttare in occasione della gara di Coppa Italia contro il Canicattì. Intanto questo derby di Coppa è stato affidato a Giuseppe Costa di Catanzaro con assistenti Raffaele Trapasso e Domenico Zappino di Vibo Valencia. Vediamo adesso i 23 gol dell'8ª giornata del campionato di Serie D, a cura della redazione di Guisport. Ancora, nel segno delle grandi, l'8ª giornata del girone di Serie D consolida e rafforza la posizione del gruppo di testa. La nostra goal collection non può che iniziare da chi occupa la vetta della classifica, ovvero il Siracusa, che timbra la 7ª vittoria consecutiva, battendo un San Luca che oppone resistenze per una buona mezz'ora. Gli azzurri danno il via alla goleada con Maggio, autore di una doppietta, e il solito Alma. Nella ripresa Sus e 2 volte Favetta fissano il conto su un tennistico 6-1. Per il San Luca la rete della bandiera porta la firma di Kapnidis. Sono 7 le vittorie anche del Trapani, che peraltro non ha mai pareggiato e né perso. Vola a punteggio pieno la squadra di Alfio Torrisi, che passa in vantaggio con Kragol dagli 11 metri. Ancora il numero 69 con una pregevole staffilata da fuori sigla il raddoppio. Nel finale ci pensano Balla e Mascari a rimpinguare il tabellino sino al definitivo 4-0. Resta in scia la Vibonese, che supera il Real Casalnuovo grazie alle reti, una per tempo, di Roberto Convitto. Meritata anche se di misura la vittoria del Licata, che ha ragione della Cireale, 3 punti che portano il marchio di Riccardo Rotulo, decisivo con un delizioso mancino al 20° di gioco. Vittoria al Cardiopalma per il Canicattì, che supera non senza difficoltà il fanalino di coda Castrovillari. La rete di Boniglia, giunta in pieno recupero, permette ai biancorossi di attestarsi in piena zona playoff. Terza affermazione consecutiva per la Reggio Calabria, che solo nella ripresa supera la Gioiese con le reti di Marras e Cham.
3 punti dal sapore di continuità per gli Amaranto, attesi da un ciclo di partite ogni 3 giorni. Vince il derby tirrenico la nuova Egea Virtus, giallo-rossi che spugnano il campo del Città di Sant'Agata grazie alle reti di Isgro e Longo. Tardiva la risposta sant'agatese che dimezza lo svantaggio con Mincica. Reti bianche nella gara giocata sabato in anticipo tra Ragusa e San Cataldese, nella sfida tra Portici e la Lamezia Terme, che entrambe hanno cambiato guida tecnica, sorride il Portici. Vantaggio lametino con Palermo, l'11 Campano la ribalta con le reti di Maione e Umile, aggregatosi per ultimo alla corte di mister Ciaramella. 23 i gol messi a segno, fattore campo che si fa preferire con le 5 vittorie interne al cospetto dei 3 successi esterni. Siracusa oggi miglior attacco con 26 gol, Trapani migliore difesa con al passivo un solo centro. La goal collection dell'8ª giornata volge al termine, appuntamento a lunedì prossimo. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.